Sono stato il primo difensore civico della Regione Veneto. È stata una legge del 1988 che l'ha istituito e successivamente sono stato garante dell'infanzia dal 2001 al 2010. Si tratta di due istituzioni di garanzia previste da due leggi regionali distinte, alle quali peraltro va detto che il Centro Diritti Umani con Professor Papisca e Marco Mascia hanno portato un contributo molto rilevante alla loro approvazione. Sono due istituzioni, una rivolta alle persone nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'altra a tutela prevalentemente dei minori, soprattutto minori che hanno problemi di situazioni difficili dal punto di vista familiare, e il garante dell'infanzia, così come il difensore civico, interviene a loro tutela nelle forme non giurisdizionali, cioè prima di un'azione giudiziaria a questo riguardo. E le attività naturalmente sono quelle della consulenza, della mediazione, in modo particolare nei confronti degli operatori dei servizi e delle autorità giudiziaria. Il tutto nel contesto del sistema di valori, di diritti garantiti dalle convenzioni internazionali, quella dell'ONU dal punto di vista dei diritti umani e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti dei minori. Dunque l'attività di collaborazione è cominciata nel 1996 e è durata fino al 2010. È stata una scelta molto importante che ha comportato la stipula di una convenzione fra l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori, che io rappresentavo, e il Centro Diritti Umani. Si è costituita allora un gruppo di regia formato da alcune personalità, consulenti, Marco Mascia, io, professor De Stefani ed altri, e da questo gruppo di regia, come dire, sono derivate le scelte di strategia dell'ufficio, l'organizzazione dell'ufficio, la definizione di uno stile di lavoro che è stato molto importante. Devo ricordare che a seguito anche di questa convenzione non soltanto si è poi dato luogo all'istituzione dell'insegnamento della difesa civica presso l'Università di Padova, la prima, credo, in Europa, ma in modo particolare si è dato vita alla costruzione di una serie di documenti, linee guida sulla presa in carico del minore da parte dei servizi sociali, ma la cosa più importante è la costruzione di un percorso di formazione per i tutori legali dedicati ai minori, che è un'esperienza unica in Europa e che è stata esempio e punto di riferimento a livello nazionale per tutte le altre regioni italiane. Il ricordo è di una persona che ha saputo trasmettere un processo di inseminazione culturale sul tema dei diritti umani, facendoli diventare non soltanto una proclamazione di principi e di valori, ma anche una esperienza concreta, pratica, dal punto di vista istituzionale. Io credo che la presenza nel Veneto, ma poi in Italia, di una istituzione pubblica, gratuita, amichevole, a sostegno dei diritti dei minori e a sostegno delle persone che hanno rapporti con la pubblica amministrazione, in una realtà come quella italiana, dove la pubblica amministrazione, il sistema burocratico è molto complesso, abbiano rappresentato un elemento molto importante e significativo nell'attuazione dei diritti della persona.